sì o no, ma dovranno dichiararlo per iscritto. I 95 sindaci trevigiani avranno tempo alcuni giorni, ragionevolmente però non oltre la prossima settimana, per comunicare alla prefettura se intendono o meno accogliere una parte dei 373 profughi assegnati alla Marca. Ancora non è certo quando giungeranno i migranti, anche se la macchina sta cercando di tararsi su un arrivo imminente, giusto per non farsi trovare impreparata. Il problema è tuttavia che, dopo la destituzione del commissario straordinario Roberto Tonellato, il Veneto si ritrova privo del cosiddetto soggetto attuatore, cioè della figura prescritta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per gestire l'emergenza sul territorio. E così, il giorno dopo la grande fuga dei primi cittadini leghisti dal vertice convocato in prefettura, il caos è istituzionalmente lampante. Capisco la contrarietà dei sindaci, di tutti i sindaci, del resto a me non risulta che ci siano trevigiani o veneti che vogliano profughi sui nostri territori. Secondo l'ordinanza la nomina spetterebbe proprio al governatore. Spero avvenga il più presto possibile, perché questo soggetto assomma in sé poteri fondamentali in questo campo, per esempio quello di individuare le strutture per l'accoglienza. La Regione però ha deciso in maniera insindacabile e irrevocabile di chiamarsi fuori dalla scottante partita. Dovremmo attendere la nomina del nuovo soggetto attuatore, che sarà una nomina fatta direttamente dalla Protezione Civile Nazionale, e quindi ci sarà una gestione sostanzialmente della Protezione Civile Nazionale e del Ministero degli Interni. La prefettura ha fatto quel che poteva, da riunire i primi cittadini e reperire un hotel a Conegliano. Noi abbiamo trattato con la struttura e abbiamo avuto la disponibilità, però ripeto, individuare le strutture per l'accoglienza spetta al soggetto attuatore. La politica ora deve decidere.